Due le persone denunciate dai carabinieri di Licata e scoperti per aver effettuato un furto in un'abitazione isolata a causa del coronavirus e trovati in possesso della refurtiva. Anche nelle ore notturne, quando scende il silenzio sul territorio costretto all'isolamento, i carabinieri lavorano senza sosta per contrastare i reati predatori, soprattutto quelli a danni di chi, a causa della distanza e delle misure di contenimento, non può controllare la propria abitazione. Nell'ambito di questi servizi, i militari della compagnia di Licata ieri notte hanno ottenuto un altro brillante risultato dopo i 2 arresti per furto di infissi all'interno di una scuola sventato nei giorni scorsi. I carabinieri così hanno dato il massimo per rispondere alla preoccupazione dei cittadini, già provati da settimane di isolamento. Dopo aver messo a punto un piano dettagliato di monitoraggio del territorio, hanno iniziato ad effettuare appostamenti e ripetute pattuglie in abiti civili e con auto di copertura per rendersi invisibili e sorprendersi i ladri con le mani nel sacco. Nel buio della notte i militari si sono accorti di movimenti sospetti e hanno deciso di bloccare 2 soggetti che stavano uscendo furtivamente da una casa isolata. Nonostante le intimazioni dei carabinieri, i 2 ladri non si sono fermati, anzi hanno accelerato la loro corsa nel tentativo di sfuggire alla cattura e gettando via nel frattempo anche la refurtiva del colpo appena messo a segno. Nelle fasi concitate dell'inseguimento i carabinieri hanno prima perso di vista i ladri, ma avendoli riconosciuti poi li hanno raggiunti. Già rientrati a casa stavano cercando di nascondere le tracce del furto appena commesso. All'ingresso dell'abitazione i parenti dei sospettati hanno cercato in ogni modo di impedire ai militari dell'Arma l'accesso, inutilmente. Una volta entrati hanno perquisito così ogni angolo della casa. Proprio sotto al letto matrimoniale hanno trovato uno dei 2, nascosto, che indossava ancora gli stessi vestiti che i militari avevano notato durante il suo inseguimento. A questo punto non è rimasto altro da fare che condurlo in caserma per ricostruire la vicenda. L'uomo ha compreso di essere in trappola e ha deciso di indicare l'abitazione dove era avvenuto il furto. I militari a questo punto sono riusciti prima a risalire all'identità del complice e subito dopo a contattare i proprietari dell'appartamento, rimasti bloccati al nord Italia per via delle misure di contenimento. Grazie a una videochiamata con i carabinieri hanno riconosciuto la refurtiva, poi restituita a un loro parente in città, in attesa del momento in cui potranno tornare a casa e recuperarla. I proprietari hanno così ringraziato i carabinieri della compagnia di Licata per la prontezza dimostrata. I 2 ladri invece sono stati denunciati a piede libero in attesa di ulteriori sviluppi. I carabinieri continuano a vigilare incessantemente il territorio per evitare il ripetersi di questi odiosi reati.